Sì, buonasera. Cosa mi ha spinto a candidarmi con la lista Progetto Feletto? Il fatto di essere appartenente alla lista stessa da ormai 20 anni, non come amministratore, perché fortunatamente ho potuto essere amministratore negli ultimi 5 anni, ma da sostenitore attivo. Pertanto credo che la lista Progetto Feletto possa essere in questo momento rappresentata dal sottoscritto, coadiuvato ovviamente da una squadra di candidati consiglieri che possa effettivamente lavorare bene per l'amministrazione comunale e soprattutto avere la possibilità di continuare nell'opera di buona amministrazione che negli ultimi 20 anni ha amministrato San Pietro di Feletto. Per quanto riguarda i primi interventi da fare, l'ho detto anche in questa serata, è sicuramente la prima cosa che dovremo andare a implementare è il servizio relativo all'ufficio tecnico del Comune di San Pietro di Feletto, implementando, valorizzando innanzitutto le risorse tecniche che abbiamo a disposizione, implementando il personale tecnico attraverso acquisizione da altri enti. Questo ci permetterà di dare risposte concrete e veloci ai cittadini e di dare seguito alla nostra progettualità che, come vedrete nel nostro programma elettorale, è molto impegnativa e importante. In caso di vittoria, i primi interventi nei primi 100 giorni di amministrazione? Appunto, l'intervento sicuramente è quello che riguarda l'ufficio tecnico, che sbloccherà tutta una serie di opere che abbiamo in corso di possibile inizio, e soprattutto dovremo andare a intervenire su quello che è l'ambito sociale e di manutenzione del territorio. Abbiamo un territorio bellissimo che si sta dimostrando abbastanza fragile da un punto di vista idrogeologico. Abbiamo un progetto di adeguamento di alcune zone che è già stato approvato e finanziato. Questo sarà probabilmente il primo intervento che andremo a realizzare.